come detto alle ore 15, per cui tra meno di 2 ore, partite da così analizzare anche un attimo da vicino, perché ci collegheremo con i campi 4 per lo specifico. Avremo Atalanta-Verona, il collegamento da Bergamo, avremo da Verona Chievo-Sassuolo, poi San Siro per Milan-Livorno e Parma, dove si disputa invece Parma-Inter. Tutte partite con significati, perché in molti casi sono incroci che valgono quasi dei crocevia. Siamo alla quintultima giornata di campionato, la 34esima, quindi proprio rush finale, e se andiamo a vedere, ad esempio, Atalanta-Verona è una partita che può rilanciare sicuramente una delle due chi dovesse vincere per l'Europa League, per il sesto posto. Quell'Europa League che invece si contendono, diciamo così, Parma e Inter, anche se poi allo stato attuale andrebbero in Europa entrambe, raggiungerebbero l'obiettivo entrambe, sia i ducali che la formazione interista. E stesso discorso per quanto riguarda gli obiettivi è legato a Chievo-Sassuolo. Anche qui non possiamo certo parlare di un semispareggio, perché il Chievo è ben più avanti, ha 5 punti in più, è lanciato, se vogliamo, verso la salvezza, e lo scontro diretto di oggi può incrementare le sue certezze. Per il Sassuolo è una sorta di ultima chiamata, questo senz'altro, perché poi il calendario alla mano senz'altro può andarsi a definire qualcosa con maggior precisione. Insomma, o fa punti oggi Sassuolo di Francesco, oppure può dire addio in anticipo alla Serie A. Questo per una sorta di verdetto, se vogliamo, anticipato. E poi c'è Milan-Livorno, ecco, le due squadre quasi agli antipodi, mettiamola così, sicuramente tra le più distanti rispetto a quelle che analizziamo per quanto riguarda appunto le partite di oggi. Milan cerca continuità, sarebbe la quinta vittoria consecutiva. I rossoneri hanno battuto agevolmente la Fiorentina, hanno battuto il Genoa, hanno battuto il Chievo, hanno battuto poi il Catania, anche se a fatica di misura la settimana scorsa. Oggi cercano questa vittoria contro il Livorno di Mimmo Di Carlo, che invece è terzultimo in classifica, appunto alla stessa stregua del Sassuolo. Vedremo quello che potranno raccontarci le partite di oggi. Ricordiamo che il quadro si completa con Catania-Sampdoria, Genoa-Cagliari, Lazio-Torino e Udinese-Napoli. Andremo anche qui a dare le ultime di formazione, le ultime novità per quanto riguarda appunto le partite di oggi. Come detto, Juventus-Bologna alle 18:30 e Fiorentina-Roma alle ore 21 completano la situazione delle partite. Juve che ovviamente è lì per vedere se la matematica può venirle incontro per quanto concerne la vittoria di questo scudetto. Potrebbe essere proprio Sassuolo la settimana prossima, si giocherà di lunedì, questo posticipo in una cornice abbastanza particolare, un po' come fu Trieste 2 anni fa, quando la Juventus vinse il suo primo scudetto dell'era Antonio Conte. Questo sarà il terzo, perché ormai è questione di dettagli. Proprio questa sera il turno è nettamente favorevole alla squadra di Antonio Conte, che ospita il Bologna, mentre la Roma rischia a Firenze. Ovviamente ancora orfana di Destro squalificato, la prova TV, e quindi 4 giornate che sono state confermate. Dunque anche questa sera giallorossi senza il proprio puntero, uno dei giocatori che sicuramente stava facendo meglio nella formazione di Rudy Garcia, comunque in grande condizione. E poi naturalmente altre partite da tenere così sotto osservazione, anche questo Udinese-Napoli, se vogliamo, anche se poi è ben delineata la situazione anche in tal senso, con Napoli terzo, e lì resterà evidentemente da qui alle prossime 5 partite. Certamente la lotta per l'Europa League è più infiammata, naturalmente. Andiamo con le formazioni di Juventus-Bologna, quelle probabili. Ricordiamo che partita che a differenza delle altre si gioca più in là, e dunque non possiamo ancora dare certezza in tal senso. Juve con Buffon, Cáceres, Ogbonna, Chiellini, Isla, Pogba, Pirlo, Marchisio e Asamoah, Llorente, Giovinco. Questo è l'assetto di Antonio Conte, al quale si contrappone il Bologna con un 11 disposto allo stesso modo, con un 3-5-2, Curci, Antonson, Natali, Cherubin, Garrix, Ibson, Pazienza, Christodouloulos, Morleo, Friberg e Cristaldo. Questa
la formazione del Bologna. Ricordiamo che nella Juventus non c'è Lichtsteiner, che è squalificato, ha monito la partita di lunedì a Udine ed era diffidato. Certamente anche questi sono dettagli di cui tenere conto. La Juve gioca certamente si gioca una fetta importante di possibilità di vincere lo scudetto con largo anticipo. L'abbiamo detto, sicuramente non la possibilità questa sera, ma già a partire dal prossimo turno. In ogni caso, in questo scontro col Bologna, 3 punti d'obbligo per la squadra di Antonio Conte, che poi sarà impegnata nella semifinale di Europa League contro il Benfica, con l'andata a Lisbona già appunto giovedì prossimo. Partiamo però con il nostro giro dai campi. Cominciamo anche se vogliamo rispettando l'ordine alfabetico. Atalanta-Verona da Bergamo per questo incrocio che abbiamo detto vede 2 squadre che si sono così issate tra le rivelazioni di questo campionato. Atalanta-Verona al Atleti Azzurri d'Italia, e ci colleghiamo con Matteo Fontana, collega del Corriere di Verona. Ciao Matteo. Ciao Adriano, ciao a tutti gli ascoltatori. Dunque un saluto anche a te naturalmente. Atalanta-Verona, diciamo che l'Atalanta ha per così dire preso il posto del Verona con l'avvicinarsi della primavera, questo filotto di vittorie consecutive, spezzato dal match col Sassuolo, perso 2-0 in concomitanza con quella che è stata un po' la flessione del Verona. Oggi comunque viene da dire che chi dovesse uscire vittorioso, qualche possibilità ancora per il sesto posto può farla valere. Sicuramente ci vuole anche una combinazione favorevole dagli altri risultati, però non è ancora siderale il distacco dall'ultimo posto per l'Europa League, sia per una che per l'altra squadra. No, sono 2 squadre che qualche piccola carta se la possono ancora spendere, anche se realisticamente il campionato di Atalanta e Verona ha già raggiunto i picchi a cui nella migliore delle ipotesi poteva aspirare. Atalanta ha avuto proprio nel momento in cui si è ritrovata nel momento di maggior fulgore un calo con 2 sconfitte, una sorprendente col Sassuolo, poi quella invece più prevedibile dell'Olimpico con la Roma. Il Verona aveva accusato un calo forte nel mese di marzo, si è rialzato battendo il Genoa e il Chievo, è arrivata questa sconfitta con la Fiorentina. Sono 2 squadre che hanno dato il meglio, ma hanno ancora 5 partite per cercare di crescere ancora. Poi parlare di Europa mi sembra un azzardo, anche perché è vero che sono tanti scontri diretti, ma ci sono anche tante squadre in mezzo, tra la 10ª posizione, quella occupata ex aequo da Hellas e Atalanta, e poi il sesto posto. Quindi quello che ci aspettiamo per la gara del Comunale dell'Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo è soprattutto un confronto a viso aperto tra 2 squadre che si sono divertite e hanno fatto divertire i propri tifosi e gli appassionati di calcio in questa stagione. Sicuramente un Mandolini che tra l'altro ha detto ieri come l'obiettivo sarà il 10° posto per il Verona qui alla finale di stagione. Verona senza 3 giocatori squalificati, ricordiamo sono Maietta, Donadel e Sala. Tra l'altro c'è anche la defezione di Romulo, che salta la seconda partita consecutiva in mezzo a questa convocazione con la nazionale di Prandelli per lo stage di inizio settimana. Perdita importante per il Verona appunto in queste 2 partite, quella di Romulo. Verona che davanti ovviamente schiera Iturbe, Toni, e poi vedremo chi vincerà il ballottaggio tra Gomez, Marquinhos e forse addirittura anche Jankovic, mentre l'Atalanta non può disporre di Stendardo, in difesa questa assenza dell'ultima ora, se vogliamo, nei giorni antecedenti la partita. Ecco, Stendardo ha accusato problemi fisici e poi da qui la non convocazione, quindi Atalanta depotenziata in difesa, ma anche il Verona, come detto, ha i suoi grattacapi. Sì, beh, certo, il Verona per prevalere
punterà sulle grandi qualità dell'attacco. I numeri parlano chiaro, una squadra che ha segnato tanto, l'Hellas ha anche subito molto, ha anche subito più di quanto abbia segnato, è vero, perché sono 57 gol presi a fronte di 50 subiti. L'Atalanta sì, ha tante assenze, oltre all'ultima cosa di Spindarva, insomma, ne è disponibili una lista non indifferente, tutt'altro, però è anche un gruppo consolidato, è un lavoro di Colantuono che procede da anni e che unisce nel gruppo, si dice, no, un mix di giovani ed esperti. Direi che il ritratto è adeguato, c'è soprattutto in vetrina il grande talento di Bonaventura, che è stata una delle stelle emergenti di questa annata di Serie A, e i motivi così accattivanti per seguire questa sfida, che tra l'altro è un po' anche una classica del calcio italiano, perché insomma Atalanta e Verona hanno scritto pagine straordinarie per quello che è il gioco del pallone nel nostro paese. Ci sono appunto tanti temi, ne suggerisco uno, anche il confronto tra Luca Toni e Mario Yepes, veramente due giganti di caratura internazionale. Del Bomber del Verona è inutile soffermarsi su, oltre a quello che già è stato detto, e tutto quello che ha fatto e quello che chissà riuscirà ancora a fare intanto questa stagione. Poi il presidente Maurizio Setti ha detto che è pronto a fargli firmare un biennale, chissà se Toni accetterà. Yepes insomma invece ormai una presenza stabile della Serie A, Chievo, il Milan, soprattutto Bergamo, grande carisma dall'una e dall'altra parte, quindi sarà sicuramente una bella sfida in alta quota, tutto da seguire, e come quella anche poi tra i talenti, tra Bonaventura e Iturbe. Certo, poi Iturbe già ormai destinato a palcoscenici internazionali, visto che per lui si parla in maniera concreta di un passaggio addirittura al Real Madrid per la prossima stagione, dopo che il Verona l'avrà riscattato tra qualche settimana, un paio di mesi, versando 15 milioni di euro per il suo cartellino al Porto, e poi gli si aprirà un'asta molto più internazionale che nazionale. Certo, un 4-4-1-1 intanto dell'Atalanta, con Bonaventura esterno sinistro, Morales e Dennis davanti, alla formazione estesa da Colantuono nel affrontare il Verona oggi al Comunale. L'Atalanta, come ricordavi, è reduce da 2 sconfitte consecutive. Ti chiedo questo, Matteo, prima di congedarti. Toni si è rassegnato all'idea di non giocare i mondiali, perché più di così chissà cosa deve fare Toni per entrare nell'orbita azzurra, viene da dire. I gol, il numero di gol, il quantitativo, ma anche tutto quello che è il suo valore assoluto, insomma, è sotto gli occhi di tutti anche, poi non c'è bisogno di aggiungere molto altro, come ricordavi anche tu prima. Però ecco, manca, se vogliamo, questo valore aggiunto, questo salto di qualità, magari, che potrebbe essere anche la gratificazione di un posto per il Brasile. Sì, Toni più di così difficile che possa fare. 17 gol, una pioggia di assist, rigori guadagnati, una presenza soprattutto in campo, un grandissimo impatto, però mi sembra che ormai Prandelli abbia preso un altro tipo di decisione. Credo che neanche dovesse segnare altri 7-8 gol da qui a fine campionato avrebbe riconsiderato la sua posizione. Poi sarà naturalmente il Brasile a darci le risposte. Cioè, la storia della nazione italiana è fatta di tanti casi in cui poi dei campioni, magari anche spinti a furore di popolo, non sono stati convocati dal commissario tecnico. Ci sono degli episodi in cui poi a ridere è stato, per ragione, è stato appunto il CT. Insomma, possiamo andare indietro nell'82, quando la buona parte dell'opinione pubblica voleva chiamata di Calossi, mi viene in mente, piuttosto che di Pruzzo, e invece Enzo Berzot portò con sé Paolo Rossi, appena rientrato dalla squalifica per il caso scommesse, e poi sappiamo tutti come andava a finire. Posso dire, però ricordo anche del 2002, c'è anche un'analogia, visto che si parla comunque di
di società, ecco, non metropolitane, ricorderai anche tu, Adriano, sì, grande Roberto Baggio, sì. fece sua fu una straordinaria stagione con il Brescia, lo salvò tra l'altro a scapito proprio del Verona, sì. e con Luca Toni tra l'altro come compagno di reparto, salvò il Brescia, tutti ne reclamavano la chiamata per il mondiale in Corea e Giappone, invece Giovanni Trapattoni la vide in maniera diversa, non lo chiamò. E poi sì, c'è da dire che Baggio male, ecco, che Baggio ebbe anche, credo, intorno al mese di marzo, comunque sul finire, un brutto infortunio che praticamente rese. Comunque poi fece in tempo a rientrare e fu più che decisivo per la salvezza del Brescia, perché nelle ultime giornate segnò e fece segnare, era comunque un giocatore in forma e condizione, ma di fatto non fu mai selezionato dal draft. Certo. Poi vabbè, quel mondiale poi è diventato famoso per l'arbitraggio di Byron Moreno, ma sinceramente poi non vorrei, insomma, quello che dico che dovrebbe diventare famoso anche per qualche gol che si mangiò clamorosamente l'Italia contro la Corea del Sud, ricordo Vieri da pochi passi calciare alto all'ultimo minuto della partita, insomma ne succedessero un po' di tutti i colori. Di sicuro non fu una bella Italia, e chissà, magari con Roberto Baggio avrebbe avuto quel fulgore in più, no. Naturalmente poi ci sono anche esempi contrari, e soprattutto ricordiamoci sempre che in questo paese siamo 60 milioni di commissari tecnici, e ci sarà un perché, ecco, se poi ce n'è solo uno che decide e magari si prende la responsabilità di quelle che sono le sue scelte nel bene e nel male. Detto questo, io Toni in Brasile non solo perché abbia insomma un contatto diretto con quella che è la realtà di Verona, del Verona, e quindi possa vedere più sistematicamente quello che è il suo modo di stare in campo e la sua anche grande feeling, ecco, che riesce a trasmettere. Insomma, io Toni lo chiamerei sempre, poi vabbè, prendere appunto la pensa in maniera diversa, è lui che decide. Ripeto, un attaccante come Luca Toni, per la stagione che ha fatto, ma anche per il carisma che ha, e ricordiamoci che poi uno che un mondiale l'ha già vinto, almeno una chance gliela darei prima di scattarlo, ma mi pare che invece la pratica sia un'altra. Insomma, il Verona, il suo rappresentante in Brasile, ce l'avrà, e sarà Romulo, che penso che ormai non ci siano dubbi sulla sua chiamata, sempre che naturalmente questo finale di campionato non riservi delle sorprese, però lui sì, Romulo sì, e Toni decisamente no. Certo, infatti c'è stata questo exploit di Immobile che insomma, in attesa, se vogliamo, ha idealmente, ecco, tolto il posto a uno che invece che altrettanto, ecco, di gol comunque ne ha fatti parecchi, come appunto Luca Toni, peraltro già campione del mondo, lui che non veste la maglia della nazionale da 5 anni, dalla Confederation Cup del 2009, per cui anche questo dato, questa lunga assenza dalla nazionale per Luca Toni. Matteo, grazie per essere stato con noi, buon lavoro in questo Atalanta-Verona, naturalmente, e buona Pasqua, anche tanti auguri, naturalmente. A presto, altrettanto, grazie. Ciao. Dunque, un saluto a Matteo Fontana, Corriere di Verona, che seguirà naturalmente Atalanta Hellas. Si comincia alle ore 15, questa come altre 7 partite che stiamo andando a presentare con la metà di quello che è il quadro delle gare previste oggi. Intanto ricordiamo i numeri per intervenire in diretta al telefono 346 6427 756 per quanto riguarda il numero degli sms 346 6427 756. Questi sono gli sms. Per le telefonate 02 6620 3529. Naturalmente riceviamo tutto, ecco, in diretta. Se volete parlare con noi in questa parte di trasmissione, siamo in onda fino alle ore 14, naturalmente, per presentare le partite. Un saluto naturalmente anche a Daniele Amadasi, che è bloccato dall'influenza in questo turno pre-pasquale, non può essere dei nostri, però insomma poi è ovviamente un periodo in cui cerchiamo anche, lo vedete anche attraverso le nostre pagine, i nostri social network, di darvi una informazione
completa. Andiamo avanti con Parma-Inter, Stadio Tardini, si gioca una partita anche godibile, se vogliamo, per quelle che sono le premesse. Poi un Parma molto competitivo, non lo scopriamo oggi, un Inter che si è ritrovata con il poker rifilato alla Sampdoria la settimana scorsa, una partita che si preannuncia, se vogliamo, anche con una buona dose di spettacolo. È collegato con noi da Parma Mirko Mazzali. Ciao Mirko. Ciao, buon pomeriggio Adriano, buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori. Eccoci qua, dunque un incrocio che abbiamo detto vale l'Europa, nel senso che al momento ci sono entrambe e ci sarebbero un Inter che addirittura vuole il quarto posto, magari confidando che questa sera la Fiorentina si fermi contro la Roma, a differenza di quanto è successo la settimana scorsa. Inter che vuole dare continuità a una squadra che tra l'altro a Parma, ecco, questo è lo scoglio, se vogliamo, maggiore. Dopo aver vinto lo scudetto nel 2008, condannando il Parma alla retrocessione, è andata al Tardini e ha subito soltanto delusioni. 3 anni di seguito, 3 sconfitte, e oggi in questa vigilia di Pasqua si cerca di invertire il trend ed è fondamentale, perché dietro sta arrivando un gruppone di squadre pronte ad approfittare anche di un passo falso dell'Inter. Perdere anche quest'anno a Parma non sarebbe un bel segnale, questo sicuramente, con altre 4 partite poi da giocare, vista la situazione. Diciamo che non è una gara fondamentale, ma è comunque importante per entrambe quest'oggi ottenere il successo. Ricordiamo che nel Parma è stato convocato Cassano, ritorna anche Parolo, ballottaggio invece in attacco tra Amauri, Schelotto e Palladino. Molto probabilmente giocherà Palladino. Nell'Inter invece mancano Jonathan, Alvarez e anche Ranocchia. Le formazioni presunte dovrebbero essere le seguenti: Miranti in porta per il Parma, Cassano, Paletta, Lucarelli e Molinaro nella linea 4 della difesa, Acqua, Marchionni e Parola a centrocampo, in attacco Biabiani, Cassano e Palladino. L'Inter dovrebbe rispondere con Andanovic in porta, Campagnaro, Samuel e Rolando nella linea 3 della difesa, D'Ambrosio, Hernandez, Cambiasso, Kovacic e Nagatomo a centrocampo, Icardi e Palacio. L'unica cosa ovviamente certa è il duo d'attacco nell'Inter, Icardi-Palacio, anche se a centrocampo, come detto, dovrebbe giocare Kovacic, che nelle ultime gare ha fatto vedere sicuramente qualcosa di buono. Ricordiamo anche che al Tardini sarà presente Cesare Prandelli. Dunque Prandelli che terrà sotto osservazione sicuramente la sponda giallo-blu di questa partita, perché nell'Inter non c'è granché da cui attingere. Di certo si parla con insistenza di Marco Parolo, che, come ricordavi tu, ha scontato la giornata di squalifica settimana scorsa a Bologna. Rientrerà oggi dopo il gol segnato proprio al Tardini 2 settimane fa nella sfida contro il Napoli. C'è naturalmente lo stesso Cassano da tenere sotto osservazione, Paletta per quanto riguarda la difesa. C'è una partita anche intrisa di significati sotto questo aspetto. Poi Cassano che rientra dopo aver saltato 3 partite per infortunio. Non c'era a Bologna naturalmente, non c'era nella partita contro la Roma, ma aveva saltato anche poi il Napoli. Ecco, Cassano prende un po' questa partita come una rivincita nei confronti di un Walter Mazzarri, reo secondo lui di averlo mandato via dall'Inter. Questo ha detto anche Cassano, un po' senza mezzi termini. Cassano che comunque rimane un grande tifoso nerazzurro. Sì, tra l'altro insomma gli occhi sono proprio puntati su Cassano, che come detto dovrebbe partire titolare dal primo minuto. Staremo ovviamente a vedere, gli occhi comunque sono puntati anche su di lui quest'oggi. Ricordiamo anche un altro dato molto significativo, che il Parma non perde in casa dal 2 di novembre, l'Inter invece non perde in trasferta dal 2 febbraio e entrambe le formazioni sono state sconfitte dalla Juventus. Vedremo dunque quest'oggi una gara molto molto equilibrata. Staremo a vedere cosa succederà al Tardini. Ricordiamo anche che c'è molto vento a Parma e lo stadio ovviamente dovrebbe presentare il tutto esaurito. È un Parma che, per chiudere Mirko, ringraziandoti del tuo intervento, culla ovviamente sogni europei. Parma che ha dimostrato di poterci stare anche con questo 6º posto, che è un po' la sua dimensione. Per continuità il Parma merita questa Europa League, non c'è dubbio. Il Parma merita sicuramente il posto dove si trova e merita l'Europa League. È un po' una sorpresa
di questa stagione il Parma merita sicuramente la posizione dove si trova e un posto nell'Europa League la prossima stagione, però insomma bisogna anche stare attenti perché dietro il Milan si sta avvicinando, anche la Lazio è lì. Quest'oggi, come detto, non è una gara sicuramente fondamentale, ma è importante. Chi vince oggi può davvero mettere un piede e mezzo, possiamo dire, nell'Europa League nella prossima stagione. Infatti comunque Parma-Inter, un bel incrocio pre-pasquale per questa gara che appunto vede l'Inter coltivare, ecco, sogni di questa inversione del trend per la tradizione decisamente avversa allo Stadio Tardini, 3 sconfitte consecutive che insomma pesano sicuramente. Parma che non è uno degli avversari migliori sicuramente da incontrare oggi per un Inter che comunque si è risollevata a Genova. Icardi anche oggi partirà titolare con Rodrigo Palacio là davanti. Grazie Mirko, naturalmente buon lavoro per questo Parma Inter, naturalmente anche tanti auguri di buona Pasqua. Grazie altrettanto Adriano, buon lavoro anche a voi, buon pomeriggio. E dunque un saluto a Mirko Mazzali, collegato con noi da Parma per questo Parma Inter. Manca un'ora e mezza all'inizio delle partite e dicevamo in effetti che è fondamentale non fermarsi sia per l'una che per l'altra. Dietro stanno arrivando Lazio e Milan, entrambi alle prese con impegni casalinghi. Decisamente più semplice quello del Milan che ospita il Livorno. Ci sarà invece anche questo Lazio-Torino che invece è allo stesso modo per la Lazio una sorta di spareggio. Bisognerà liberarsi di questa squadra granata che arriva all'Olimpico con cattive intenzioni, soprattutto con la possibilità di fare sul serio. Lazio e Toro sono appaiate a 48 punti insieme appunto allo stesso Milan. Chissà che un'eventuale sconfitta del Parma possa davvero scatenare un ulteriore bagarre per questo sesto posto. Inter che invece è lì al quinto, è a 5 appunto dalla Fiorentina, anche qui vedremo se ci sarà la possibilità di accorciare. Prima di proseguire, perché abbiamo ancora i campi di San Siro appunto per Milan-Livorno e poi Verona per Chievo-Sassuolo da andare a sentire, andiamo con la rassegna stampa, Gazzetta dello Sport, i quotidiani sportivi in edicola quest'oggi e le loro prime pagine, perché si parla di Milan con l'idea Montella. Seedorf si aggrappa a Berlusconi ma il futuro resta incerto. Col tecnico viola è stato fatto un sondaggio, piace ma ha una clausola di 7 milioni, Inzaghi in vantaggio. E poi ancora Inter test a Parma e a Mazzarri serve il vero Hernandez, scontro diretto. Poi tornando sul Milan, Balotelli oggi fa 50 presenze in rossonero. L'amico Babacar dice vince a ping pong ma sulle punizioni, puntini di sospensione, quindi anche il parere dell'attaccante senegalese del Modena, ex Fiorentina. Mihajlovic su Icardi, con me non si comporterebbe così, dice l'allenatore serbo della Sampdoria. Poi ancora Conte vuole tutto, il suo rinnovo glissa, non è il momento. Fiorentina decolla sulle ali, Fiorentina-Roma decolla sulle ali, appunto Quadrado Gervinho questa sfida nella sfida, perché stasera è sicuramente partita molto molto godibile anche quella del Franchi. Scudetto, coppe, tecnici, è un sabato di giudizi, invece in taglio alto si fa il punto della situazione, perché poi tra l'altro essendo il turno che precede la Pasqua, tutte le partite sono condensate in un solo giorno, non alla stessa ora ma quantomeno tutte insieme, non c'è l'anticipo alle 12:30. 8 partite alle 15, come probabilmente non eravamo più abituati a vedere. Ricordiamo 18:30 invece è l'orario di Juventus-Bologna, alle 21 il calcio d'inizio di Fiorentina-Roma. Questo dice la Gazzetta dello Sport. Andiamo con il Corriere dello Sport che nella sua prima pagina di oggi si dedica a Antonio Conte, alla Juventus. Conte senza limiti, grande sabato di campionato, la Juve contro il Bologna, il tecnico, non ci fermeremo, voglio battere tutti i record, Tevez e Vidal restano a riposo. Poi ancora Allegri porta Matri a Londra, già pronti gli acquisti italiani per il Tottenham. C'è anche Astori, quindi l'ex allenatore del Milan, che è sempre più in lizza, manca solo la certezza per ereditare la panchina della squadra londinese. Poi ancora con Garcia, avanti con la Moviola, dopo la legge Bosman abbiamo la legge Destro, ora la applichino in tutta Europa. Roma a Firenze, ma l'allenatore parla d'altro, e quindi anche il caso Destro con la lunga squalifica ha fatto discutere in questo finale di campionato, 4 turni
all'attaccante della Roma, una delle stelle di questo campionato. Parlano per lui i gol segnati. Tutto Sport, match point, la Juve ha l'occasione per chiudere i conti scudetto, battendo il Bologna, i bianconeri arriverebbero ad un passo dal titolo. Conte dice è giunta l'ora. Poi Tevez ancora in panca, tocca di nuovo a Giovinco affiancare il Llorente. Paolo Sousa dice Pirlo vale più di 80 milioni, ma la Roma a Firenze prova a tenere in vita la speranza tricolore. Ancora con il Torino in taglio alto, Euroesame a casa Lazio, anche Pulici esalta Ciro Immobile, il gemello sul gemello, tra virgolette, oggi orfano di Cerci, che spirito, dice. Poi Mihailovic attacca Mazzarri, Icardi con me cambierebbe, con le scorie di Sampdoria e Inter, il futuro della panchina nerazzurra. Concludiamo con Seedorf che dice sicuro di restare a Milan, però c'è tensione. Anche qui naturalmente è tutto da discutere. Anche sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport abbiamo letto come il Milan sia o meglio Montella sia accostato al Milan, questo nome per il futuro, un Seedorf che oggettivamente ha meno possibilità di essere confermato piuttosto che quelle di rimanere ancora sulla panchina del Milan per la prossima stagione. Intanto però si gioca Milan-Livorno, Milan ancora condannato a vincere e obbligato a capitalizzare un'altra occasione d'oro dopo aver vinto partite alla stessa stregua, diciamo, casa contro Chievo e Catania poi la settimana scorsa. Oggi arriva il Livorno di Mimmo Di Carlo. Ci colleghiamo allora con Salvatore Riggio, collega di Tutto Sport. Ciao Salvatore. Ciao ragazzi, eccoci qua. E dunque Milan-Livorno che si preannuncia come una partita assolutamente da sfangare ancora per il Milan, che ha fatto molta fatica contro il Catania la settimana scorsa, al di là di quelle che poi sono le voci di cui si parla, insomma, oggi che sono sentite un po', oggi anche leggendo sui giornali, facendo un attimo di rassegna stampa. Oggi c'è la 50ª presenza di Mario Balotelli, c'è soprattutto un Livorno da battere. Balotelli che all'andata all'Ardenza fece un grandissimo gol nel 2-2 conclusivo. Milan che vuole ovviamente ancora più coltivare i sogni di un'Europa League che sembrava utopia addirittura a un certo punto. Adesso può diventare sempre più obiettivo concreto. C'è Parma-Inter, c'è Lazio-Torino oggi. Milan deve solo vincere e dare continuità. Sarebbe la quinta vittoria consecutiva se arrivasse oggi contro il Livorno. Sì, Milan oggi deve fare una partita sicuramente migliore rispetto a quella contro il Catania, però è vero anche che in un momento come questo quello che conta sono i 3 punti, quindi al di là della prestazione il Milan deve assolutamente vincere, proprio perché per quello che hai detto tu, no? Deve approfittare se ci sarà, di un passo passo del Parma, comunque c'è anche Lazio-Torino, anche solo che dovesse perdere l'Inter col Parma o pareggiare. Cioè, oggi è una giornata che si può tingere di rosso nero, nel senso che il Milan ha veramente per la prima volta la grande occasione in assoluto di avvicinare con una vittoria tutte le concorrenti e le rivali per il sesto o quinto posto, perché poi l'obiettivo del Milan è il quinto posto per evitare il primo turno dei preliminari, poter fare la tournée americana, tutto quello che già sappiamo. Quindi sì, è fondamentale vincere oggi e servirà il miglior Balotelli, quindi sono importanti appunto i 3 punti. Scelte fatte praticamente, no, per Clarence Seedorf, Abbiati, poi Abate, Rami Mexes, Constant, De Jong, Montolivo, Birsa, Kakà, Tarabt e appunto Mario Balotelli. Questo comunque dovrebbe essere l'11 anti-Livorno. Di Carlo che si presenta con Paulinho e Megara là davanti, e poi anche in questo 3-5-2 la solita
batteria di giocatori provenienti dal vivaio dell'Inter, come Bardi, come Benassi, come Duncan. Invece poi c'è anche un Belfodil che però dovrebbe partire dalla panchina. Ecco, questi sono gli indizi, ecco, che ci portano comunque verso un Milan-Livorno che comincia tra 1 ora e 20, una formazione fatta, come detto, praticamente per Clarence Seedorf, no Salvatore? Sì, saranno, forse è detto Birsa, ma gli gioca Robinho, molto probabilmente, perché Birsa non so se è stato convocato. E quindi sì, comunque il modulo, i giocatori sono quelli, manca Honda, come hai sottolineato anche tu leggendo la formazione, non c'è, e quindi sì, Seedorf si deve affidare a loro, perché sono loro, ha trovato un equilibrio in queste 4 vittorie di fila, e sai, siccome vince la Roma comunque è una squadra molto preparata, molto organizzata, è più forte del Milan, e quindi deve vincere oggi. Certo, un Milan che mette ai 3 punti come condizione assolutamente da questa partita. C'è anche, e qui andiamo a leggere dalle pagine del giorno, attesa finita, torna il faraone, parliamo di El Shaarawy, però si tratta della partita della primavera, perché c'è sempre questo pomeriggio Milan-Verona. El Shaarawy però tenta chiaramente la scalata per riprendersi quello che era una volta un Milan che non poteva prescindere da lui. Sì, era il simbolo del Milan, bisogna dire la verità, era la nota più bella del Milan di Allegri, è stato El Shaarawy. Parlo del dopo Ibrahimovic e del dopo Thiago Silva. Si è perso, ha avuto sfortuna, si è fatto male un po' di volte. Oggi giocherà gli ultimi 20 minuti di Milan-Verona, di questo recupero di campionato. Possiamo dare un consiglio a El Shaarawy: non penserei al mondiale, ma soltanto a recuperare bene, perché lui è uno che può fare veramente la differenza. Secondo me, se torna ad essere El Shaarawy, è quel giocatore sul quale il Milan, che sarà Seedorf, che sarà Inzaghi, che sarà Montella, Donadoni, Spalletti, chi sarà, dovrà puntare su di lui, proprio perché ha dato prova in passato di essere un giocatore formidabile. Recuperato così farà soltanto la felicità della nazionale. Non riuscirà ad andare al mondiale, fa niente, la vita è lunga, è giovane, ci proverà con gli europei e in Russia quando sarà il mondiale prossimo. Certo, a proposito di futuro, ecco Salvatore, si parla di Seedorf, questa anche possibilità che possa essere sostituito da Montella, addirittura. In ogni caso che Seedorf c'entri o meno la qualificazione in Europa League, quante possibilità ha di rimanere ancora sulla panchina del Milan secondo te? Sai, lui l'ultima parola spetta ovviamente sempre a chi l'ha scelto, a Berlusconi. Però bisogna dire che il clima intorno a lui non è serenissimo da gran parte dello spogliatoio, cose vabbè che sono state scritte da tutti in questi giorni, in queste settimane, e o ritrova un rapporto sereno, o sai, si aprirebbero davvero, come si sono già aperte, tantissime ipotesi, tra cui quella di Inzaghi, che è sul quale Galliani vorrebbe puntare molto, vorrebbe convincere la società a puntare proprio su Inzaghi. Ma poi ci sono tanti esperti. Viene nominato Montella, che veramente secondo me è uno degli allenatori più preparati in Italia, e secondo me merita una chance importante perché è un allenatore veramente bravo. Poi ci sono tutti gli altri, chi conosce il 4-2-3-1 vedi Spalletti, chi conosce l'ambiente Milan vedi Donadoni. Seedorf deve un po' cambiare, magari, non dico atteggiamento, perché noi non lo viviamo all'interno dello spogliatoio, però magari, sai, cercare di riallacciare quei rapporti che sono andati via via a scemare nel corso di questi mesi.
Chiaro, quindi vedremo se chissà anche dal pomeriggio di oggi, dove appunto per quanto riguarda la primavera si gioca Milan-Verona, potrà esserci spazio per un Milan del futuro tra El Shaarawy, destinato ovviamente a rientrare anche in prima squadra, e un Inzaghi a questo punto probabile in ogni caso allenatore del Milan, che poi non possa essere magari l'anno prossimo, però ecco, Inzaghi un posto prenotato sulla panchina rossonera dovrebbe averlo, al di là di quella che è l'esperienza e la trafila del settore giovanile, che comunque sta completando, come spesso succede in questi casi, piuttosto alla svelta. Vedremo anche questo risvolto cosa potrà portare. Intanto grazie Salvatore, buon lavoro naturalmente questo Milan-Livorno. Ciao. Grazie. Ciao, grazie dunque a Salvatore Riggio, un saluto anche al collega di Tutto Sport. Andiamo avanti perché naturalmente ci rimane in questo ultimo segmento di trasmissione ancora la presentazione di Chievo-Sassuolo dallo stadio Bentegodi di Verona. Naturalmente è una partita che, a differenza delle altre di cui abbiamo parlato, vale molto in tema salvezza. Chievo con i suoi 30 punti è abbastanza sistemato, forte del fatto che comunque ha vinto molti, se non tutti, gli scontri diretti. Vale molto per il Sassuolo, soprattutto questa partita, perché ha un calendario decisamente avverso, da qui alla fine non potrà permettersi di sbagliare. Naturalmente il Bentegodi sarà un campo fondamentale per dover tornare quantomeno a dare una sterzata. Il Sassuolo ha fatto 2 risultati utili consecutivi, viene dal pareggio della partita di settimana scorsa contro il Cagliari, e viene soprattutto dalla vittoria contro l'Atalanta, nerazzurri battuti sia all'andata che al ritorno, sempre per 2-0 peraltro dal Sassuolo di Eusebio Di Francesco, che oggi vedremo come estenderà il proprio Sassuolo. C'è il dubbio Sansone, qui è fondamentale perché Sansone ha fatto 3 gol negli ultimi 4 siglati dalla formazione emiliana, potrebbe giocare Flores nel caso in cui Sansone non dovesse farcela, vedremo. Intanto Katia Beschin, buon pomeriggio da Verona. Ciao Katia. Buon pomeriggio a te Adriano. E dunque questo Chievo-Sassuolo che per il Chievo potrebbe essere semplicemente l'occasione di blindare, ecco, la propria posizione. Chiaro che c'è oggi Milan-Livorno, parliamo delle dirette concorrenti del Chievo per la salvezza, c'è Juventus-Bologna. Ecco, fare anche solo un punto per il Chievo significherebbe toglierne 2 al Sassuolo, quindi è una situazione anche abbastanza da gestire, no? Per il Chievo, reduce dai 4 gol di Livorno, questa partita piuttosto sonante in cui Paloschi si è mostrato ancora una volta grandissimo bomber e uomo sicuramente decisivo per la salvezza del Chievo fino a questo momento. Ma sicuramente, partendo da Paloschi, oggi possiamo dire che Paloschi si è ritrovato, perché anche nella prima parte del campionato sembrava avere le difficoltà dell'anno scorso, problemi anche fisici, problemi nel non riuscire a vedere la porta, non realizzare i gol che invece è chiamato a fare. Invece nella seconda parte di stagione veramente ha segnato il proprio riscatto, e anche a livello proprio di motivazione credo che questo abbia dato la svolta al suo campionato, ma probabilmente anche alla sua carriera, perché è un momento in cui effettivamente Paloschi si sta ritrovando giocatore e capocannoniere, e questo fa molto bene al Chievo. 8 gol nelle ultime 7 partite mi pare, e 13 marcature in questo campionato, insomma sono numeri che fanno capire l'importanza del campionato di questo giocatore e quanto sia determinante per il Chievo. Chievo oggi potrebbe giocare anche in modo un po' più tranquillo, perché chiaramente la vittoria contro il Livorno l'ha portato a 5 lunghezze rispetto al terzultimo posto, mentre per il Sassuolo chiaramente è l'ultima spiaggia, perché una sconfitta ma anche un pareggio segnerebbero quasi inevitabilmente il destino della squadra di Francesco. Per cui credo che il Sassuolo giocherà con maggiore pressione sulle spalle. Il Chievo però non deve deconcentrarsi, errore che ha fatto più volte in questo campionato, e penso che Corini avrà lavorato in settimana proprio anche sulla mentalità, sull'approccio alla partita da parte dei suoi giocatori. Ovviamente oltre a Paloschi è necessario ritrovare in questo finale di stagione anche Cerò,
ovviamente Terò ha avuto delle evidenti difficoltà quest'anno, forse riteniamo sul discorso della motivazione, il fatto che doveva andare via ha un po' segnato, l'ha condizionato in questo campionato, però nelle ultime uscite francamente Terò ha dimostrato di essere un po' in ripresa, e poi un po' tutta la squadra ha cominciato a girare un pochino meglio, forse proprio la pressione, la paura della retrocessione ha innescato questa nuova motivazione. Per quanto riguarda invece il Sassuolo, io ho riguardato un po' i numeri di questa squadra, numeri tipo la possesso palla o anche la pericolosità in zona d'attacco, che poi evidentemente, visto la posizione in classifica, non si è concretizzata in un numero di reti sufficienti. Effettivamente sono numeri che non sono numeri di una squadra che sta retrocedendo. Se pensiamo per esempio a Berardi, 12 gol, benché non segni dal 26 gennaio quando il Sassuolo perse la partita contro il Livorno. Berardi ha un talento di coproprietà con la Juve, ha fatto un buon campionato, e così altri giocatori a livello proprio di individualità, però a livello di squadra qualcosa non ha funzionato, e ovviamente oggi è davvero l'ultima spiaggia per il Sassuolo. Sì, poi qualche ragionamento bisogna farlo, giustamente oggi c'è anche Catania-Sampdoria, viene da pensare, Catania se non vince oggi ha un piede in Serie B, perché anche le residue possibilità di potercela fare con questo Juventus-Bologna concomitante andrebbero a scemare nel caso in cui gli etnei non vincessero oggi una partita casalinga contro la Sampdoria, non impossibile, diciamo non proibitiva. Quantomeno per il Sassuolo possiamo fare lo stesso discorso. Se oggi il Sassuolo non vince ha di fatto una condanna già scritta, semplicemente perché poi dovrà giocare contro la Juve, contro la Fiorentina, contro il Milan, gli rimane solo la partita con il Genoa alla portata, le altre sono tutte delle sentenze anticipate, per cui di 5 partite rimangono questa contro il Chievo e quella contro il Genoa in cui fare punti, e potrebbero anche non bastare, perché poi 3 sconfitte come magari sarebbero da mettere in preventivo nelle partite che abbiamo detto contro Juventus, Fiorentina e Milan, decreterebbero in ogni caso la retrocessione della squadra di Francesco. Ma mi sembra sinceramente, Adriano, che il destino sia abbastanza segnato. Ovviamente finché la matematica non condanna è giusto che una squadra ci speri, è giusto che una squadra combatta fino alla fine, però onestamente i numeri parlano chiaro. Ora, come vi dicevo, la matematica non c'è ancora, quindi la condanna non c'è effettivamente, però è una strada tutta in salita. Le ultime partite di campionato, il calendario lo dimostrano. Forse tra le squadre che rischiano un pochino di più, ecco, come dal punto di vista del Chievo, è anche lì una questione di concentrazione da mantenere, però onestamente la squadra se lo dovrebbe fare. Forse il Livorno può ancora giocarsi qualcosina, perché mi sembrano un po' più in condizione, mi sembrano un attimo più freschi rispetto magari al Sassuolo, però a questo punto del campionato è sempre un po' un terno al lotto. Mi sembra che le ultime 3 squadre siano davvero molto molto con un piede in Serie B. Sì, all'andata risolse Terò, nel frattempo ricordiamo per quello che è stato il match giocato a dicembre, Terò che è tornato a segnare dopo più di un mese nella partita proprio di Livorno, impreziosita tra l'altro dalla tripletta di Alberto Paloschi, di cui ovviamente parlavamo prima. Oggi Sassuolo non ha Areaudo squalificato, gioca al centro della difesa Paolo Cannavaro insieme ad Antei. Vedremo appunto se Sansone potrà esserci, o invece se all'ultimo dovrà dare forfait in favore di Floro Flores. Chievo e Sassuolo sono tra l'altro le squadre che hanno impiegato, ecco, questo per dare un attimo la dimensione, l'idea del loro campionato, soprattutto per quanto riguarda la squadra neroverde. Sono le squadre che hanno impiegato più giocatori, il Sassuolo addirittura 38 ed il Chievo 32. In ogni caso sono le 2 formazioni che hanno messo in campo più giocatori di tutti in questa Serie A. Poi chiaramente per il Sassuolo non c'è nemmeno bisogno di accentuare il dato, perché a gennaio con l'arrivo di Malesani c'è stata una vera e propria rivoluzione. Le sono tentate un po' tutte, ma ovviamente non c'è
stato verso e oggi dovrà assolutamente giocarsi il tutto per tutto in questa gara contro il Chievo. Una squadra, quella giallo-blu, Katia, che invece negli scontri diretti, lo abbiamo detto, ribadiamo la sua bontà nel cammino, perché ha praticamente sbriciolato un po' tutti gli avversari, soprattutto nel girone di ritorno. Ha battuto intanto 2 volte il Livorno, col Bologna ha fatto 4 punti, il Catania lo ha battuto bene appunto nel girone di ritorno, vincendo al Bentegodi, quindi un cammino che può trovare, ecco, a questo punto esclamativo oggi pomeriggio al Bentegodi. Guarda, volevo fare un attimo un passo indietro, sì, se mi permetti, ricollegandomi a quello che hai detto tu, riguardo il numero di giocatori impiegati dalle 2 squadre, perché io credo che non sia mai un buon segnale quando c'è un numero elevato di cambi di giocatori durante l'anno, perché significa che o c'è un problema fisico, quindi anche la preparazione atletica non è fatta nel modo adeguato, oppure c'è proprio un problema a livello tattico, cioè gli allenatori non trovano veramente il modo di far giocare bene la squadra, quindi c'è un grosso problema. Possono essere molti giocatori cambiati durante la stagione, nel caso di una Juventus o di un'altra squadra impegnata nelle competizioni europee, ma non nel caso di squadre che si devono salvare e che devono trovare almeno entro la metà della stagione la propria identità, e in questo caso sia per il Sassuolo che per il Chievo non si è trovata, tranne per il Chievo nell'ultimo periodo in cui Corini ha trovato un po' il modo, l'impostazione ideale per la sua squadra. Infatti nell'ultimo periodo si è segnata un po' la svolta del Chievo, ed è giusto quello che dici tu, perché il Chievo in altri campionati sorprendeva un po' perché era in grado di mettere in difficoltà le grandi squadre, non figurava mai con le grandi squadre, ed è sempre una cosa positiva, perché comunque diverte, perché essere un po' l'ago della bilancia in questo senso è sempre una cosa abbastanza entusiasmante, però ai fini pratici è importante vincere gli scontri diretti, forse mai come quest'anno il Chievo ci è riuscito, quindi forse anche merito della mentalità di un allenatore Coini, che fosse partito magari dall'inizio dell'anno, sarebbe riuscito ad impostare meglio la stagione, arrivare alla salvezza prima, ma un giocatore che ha vissuto tantissime di queste situazioni e quindi, come era pronto da giocatore, è pronto anche da allenatore e sta veramente gestendo molto bene questo periodo, sia per quanto riguarda la chiave tattica dei giocatori in campo, sia per quanto riguarda la mentalità. Sì, quasi un mini campionato, abbiamo detto più volte, quello che si sta giocando là sotto con queste 5 squadre. Difficile che venga tirato dentro anche il Cagliari, che oggi gioca a Genova. Insomma, se possiamo considerare il Chievo quasi salvo, a maggior ragione il Cagliari è definitivamente fuori dai guai, anche se poi con 5 partite magari potrebbe ancora accadere qualcosa. 8 punti però verosimilmente non sono motivo di preoccupazione, il margine è appunto piuttosto largo. Katia, grazie intanto per essere stata con noi, tanti auguri di buona Pasqua, tanti auguri e buon lavoro. Anche a voi, grazie. E dunque un saluto anche a Katia Beschin che ci ha presentato questo Chievo Sassuolo. Grazie naturalmente a tutti i colleghi che sono intervenuti: Matteo Fontana per Atalanta Verona, Salvatore Riggio per Milan Livorno, Mirko Mazzali che ci ha parlato di Parma Inter, naturalmente Katia Beschin da Verona per Chievo Sassuolo. Gare che cominciano alle ore 15 in scaletta insieme a Catania Sampdoria, Genoa Cagliari, Lazio Torino e Udinese Napoli. Questa sera alle 18:30 Juventus Bologna e alle ore 21 Fiorentina Roma. Questo è il turno pre-pasquale, questa è la 34esima giornata che comincia tra poco più di un'ora. Naturalmente per quanto ci riguarda trovate i resoconti sulle nostre pagine, i nostri profili Facebook e Twitter. Noi invece torniamo con Calcio Parlando su queste frequenze sabato prossimo alla stessa ora, alle 13. Non saremo in onda naturalmente lunedì sera per le festività pasquali che ovviamente osserviamo, e dunque tra 7 giorni ancora con voi con Calcio Parlando. Grazie naturalmente per la cortese attenzione, un saluto anche al regista Giulio Carnelli, tanti auguri di buona Pasqua a voi che ci ascoltate insomma assiduamente sulle frequenze di Radio Padania, e naturalmente buon proseguimento da Adriano Ancona.